Buongiorno cari amici, benvenuti anche questa mattina a una live special sulle varie risposte degli amici, delle amicizie che fanno delle domande nei vari canali. Una domanda che mi ha fatto una cara amicizia è quanto tempo deve stare un testimone in un circuito, come si suol dire, quante volte bisogna ripetere. Allora, la prima cosa che dovete capire è che il corpo eterico a livello vibrazionale in media, poi ci sono casi speciali, casi particolari, lo potete in un certo senso influenzare per un mese. Dopo c'è la saturazione del corpo eterico e quindi se mettete ad esempio una persona sotto un circuito per avere la vitamina C, dopo un mese no. Chiaramente prima bisogna sempre fare le domande al pendolino se va bene sì e no, poi per quanto tempo, no? Però diciamo che se voi ve lo dimenticate, no? Se voi vi dimenticate il testimone sopra un circuito radionico, chiaramente dopo un mese c'è la saturazione e quindi chiaro che se sono circuiti benevoli, tipo, non so, la croce cosmica, l'amore universale, potete lasciarlo in tempo determinato, però per alcuni circuiti tipo la vitamina C oppure l'MSM oppure altri circuiti tipo, non so, il circuito che come si suol dire, la Polonius, no? Cioè, sono dei circuiti che magari dopo un mese dovete trovare spazio in casa per usare altri circuiti, cioè potete sempre lasciarlo, ma dopo un mese non ha più l'effetto. E dopo un anno e mezzo, dipendenza un po' del karma, un po' del fisico, un po' di tante variabili, dove abita il soggetto e quant'altro, allora si può in un certo senso pensare di fare un ripasso. Quando invece si fanno delle operazioni magiche, che entra in questione anche la Luna, allora la questione cambia. La questione cambia perché abbiamo gli influssi lunari e chiaramente il vostro marietto vi ha sempre detto che ci vogliono almeno 9 mesi. Dovete sempre partire dal presupposto che è come far nascere un bambino, far nascere qualcosa di importante. Allora a questo punto qui chiaramente è importante ragionare nell'arco di 9 mesi. Ma questo quando si unisce la radionica con la magia, quando si fanno dei riti operativi in cui voi vedete che anche il marietto posta con delle candele che sono chiaramente consacrate, quando vedete le varie pillole del marietto spiega anche ad esempio come consacrare le candele. È importantissimo perché se no se accendete una candela e metteteli un pupazzetto senza consacrazione, senza i vari passaggi per poter in un certo senso attivare il collegamento fra il testimone e il soggetto, chiaramente è un grande carnevalone ma non funziona niente. No? Però queste chiaramente sono operazioni di alta magia operativa che ci vuole tutta l'attrezzatura per poter fare. Quindi è inutile spiegare anche perché non tutti possono accedere a certe conoscenze. Però generalmente il tempo è massimo un mese. Poi bisogna dire un'altra cosa. Le operazioni magiche che il vostro marietto ha spiegato tramite le pillole, quelle che potete sempre andare a guardare nel canale YouTube del vostro marietto, dovete pensare che la candela è fortissima, ha un impatto fortissimo nel mondo eterico, quindi di conseguenza è sempre più importante usare sia un circuito radionico che una candela consacrata. E vi ricordo che nel canale Marietto ci sono i vari sistemi e le varie istruzioni per poter consacrare in modo molto semplice, almeno la candela, non il pupazzetto fantastico. Bene, vi ricordo anche che il vostro Marietto con Hildegard in questo periodo sta producendo, è in cantiere l'ebook speciale da costo 50 euro, che lo si può tranquillamente comprare nel canale, nel sito del capitano.artista.org, dove potete preordinarlo con 50 euro pagabili tramite PayPal. Vi ricordo anche che in questo sito ci sono anche più di una ventina di ebook, più o meno sono già stati scaricati 150.000 ebook. Ogni book ha 10 circuiti come media, quindi ne hanno 30, altri 7, 8, e sono tutti gratuiti e si possono utilizzare tranquillamente. Però se volete acquistare l'ebook speciale edizione, che ormai siamo a più di metà strada del lavoro, è una cosa molto particolare, non sono copiabili, ovvero chi se lo acquista meglio che se lo tenga stretto perché sarà dato con una password e con quant'altro per poter fare in modo che chi lo acquista abbia veramente qualcosa di speciale, è una speciale edizione incopiabile. Bene, quindi ricordiamoci, quando voi fate
Allora, Nella, questa non è una giornata, dovresti seguire un po' il palinsesto, scusa Nella se ti rispondo, perché dovresti seguire un po' il palinsesto, perché questa non è una giornata per le live, e questa sera alle 21:30 con il Degano nel suo canale e nel canale Maria Tradiziano nei migliori social. Questa è solamente una live special per spiegare molto brevemente ad alcune persone che hanno fatto delle domande nel tubo, nel canale o nei social, no? Quindi anche per chi, ad esempio, vede dei miei circuiti ma non vede sotto le istruzioni, è molto semplice, perché le istruzioni le ho già date in un video che basta andare a cercare nel canale YouTube. Ho messo più di 1000 pillole e quindi va lì. Eventualmente se una persona vuole una consulenza a pagamento 20 euro, fa questo numero su WhatsApp, si collega con me. Quindi Nella, purtroppo, se vuoi fare domande a Marietto sulle sibille in modo gratuito, c'è il martedì alle 10, il mercoledì sera alle 20:30 e al giovedì alle 10. Invece se vuoi, come si suol dire, il De Garda alle 21:30 lunedì e venerdì, eventualmente chiaramente a pagamento, invece basta che contattate su WhatsApp e prendete le coordinate. Bene cari amici, io penso di aver detto tutto. Vi ricordo anche che stiamo lavorando alacremente per i ciondolotti dell'albero sefirotico, importante sapere, costano 150 euro. Stiamo cercando in Italia degli altri artigiani più affidabili, non perché quello dall'altra parte del mondo, che era in Russia o quasi in Siberia, non è performante, ma il problema è che sono le dogane che se col primo Covid ci bloccavano un mese e mezzo, qui praticamente è da 2 mesi che abbiamo già ordinato e pagato questi prodotti artigianali fatti in modo con coscienza e fatti anche bene. Purtroppo le dogane sono un gradino che è quasi insormontabile. No, adesso stiamo cercando in Italia degli artigiani che fanno questo lavoro di qualità, questo lavoro con amore, questo lavoro con competenze. Forse abbiamo trovato qualcuno di valido, che chiaramente tagliamo quasi 2 mesi di attesa. Quindi per chi l'ha già acquistato, ci ha già dato questi soldi, il Marietto Veneziano e il De Garda non si sono dimenticati, e appena li abbiamo in mano, eventualmente molto probabilmente arriveranno con questa tempistica in modo più veloce quelli che faremo fare degli artigiani italiani. È stata dura trovarlo, ma alla fine abbiamo trovato qualcuno che anche in Italia ha il coraggio di fare questi alberi sefirotici. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi saluta. Fra un po' farò una pillola sulle sibille, cioè spiegare alcune componentistiche, alcuni valori delle sibille, e poi faremo anche magari qualche altra sibille per spiegare qualche cifra. Bene, cari amici, grazie di tutto, di avermi seguito, e alla prossima, ciao!